Di sera posteggiavano le auto di lusso fuori locali esclusivi, di giorno venditori porta a porta che raggiravano anziane sole facendo firmare contratti truffaldini, imponendo loro di acquistare prodotti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale. Un'organizzazione a delinquere strutturata in grado di muoversi in tutto il territorio nazionale, quello sgominato dalla Guardia di Finanza di Padova che ha indagato 10 persone. In carcere la mente dell'organizzazione, 2 persone ai domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora, tutti padovani. La procura ha disposto il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma avevano società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema era quello della vendita porta a porta, le anziane sole che firmavano contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. Dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali, le donne venivano convinte a procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. Ad un'anziana padovana in 3 anni avevano venduto di tutto, compreso un apparecchio per la magnetoterapia, facendole spendere 22.000 euro. 1.200 le vittime accertate non solo a Padova, Treviso e Venezia, ma anche a Udine, Trieste e in numerose città d'Italia. Donne sole, ultra settantenni, che spesso vivevano con una pensione minima e che venivano colpite nella loro buona fede da persone senza scrupoli o con grandi abilità di persuasione che poi continuavano a vendere prodotti sotto minaccia di presunte azioni legali. Per questo viene contestata all'organizzazione anche l'estorsione. È stato l'alto tenore di vita ostentato dagli indagati e dei sospetti finanziari che hanno iniziato i controlli e individuato le migliaia di vittime carpite attraverso gli elenchi di alcune società di vendita. Ecco allora i consigli della Guardia di Finanza per tutelare i cittadini. Evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori.